Ciao a tutti carissimi, oggi siamo sabato 14 ottobre, sono le 6:16 e sto partendo, appunto avete visto che orario precoce, sto partendo alla vista di Maiga Sorgazza in comune di Castello Tesino in piena Valsugana e la meta è niente po' di meno che l'ambitissima Cima d'Asta. Oggi mi è venuto sto pallino, oggi è già da un paio di giorni che mi è venuto sto pallino. Quindi ho dovuto fare una levataccia perché l'escursione è prevista tra le 8 e 9 ore andata e ritorno, e quindi mettiamoci in moto il prima possibile. Ecco qua cari miei, sono arrivato, sono le 7:53 e sono 7 gradi e adesso vi giro la fotocamera e vi mostro il paesaggio. Come vedete, come avevo detto, il parcheggio è già ben gettonato. Guardate le montagne qui che iniziano a vedere i primi raggi di sole. E qui sotto scorre il torrente Grigno. Ecco, vedete subito le prime indicazioni. Siamo sull'alta via del Granito, come avevo detto, precisamente a 1450 metri. Qui una scarrettata di indicazioni. A noi interessano le prime tre, la teleferica, Rifugio Brentari e Cima d'Asta. In 5 ore. Intanto potete apprezzare il laghetto artificiale di Maiga Sorgazza, subito. Allora, mentre cammino vi snoccio un po' di numeri. Allora, appunto la partenza adesso è più o meno alle 8. L'arrivo, secondo le stime, sarà alle 13 dopo 5 ore di camminata solo andata. In teoria altre tipo 3 ore per il ritorno. Quindi si preannuncia un arrivo tra le 17 circa, con 1400 metri di dislivello. Oggi ragazzi si batterà tutti i record di dislivello, di lunghezza, di durata. Ecco qua cari miei, un po' sorpresa, siamo già arrivati alla teleferica Brusà. Sono le 8:32, quindi 20 minuti prima del tempo. Molto bene. 2 ore e 20, calato molto il tempo. A pesca con tabarro. Guardate che bellezza. Ho già raggiunto l'obiettivo giornaliero di fitness alle 8:53. Appena passata quota 2000 metri in questo momento. Ecco, infatti neanche farlo apposta, immediatamente compare indicazione 2000 metri, vedete, rifugio Cima d'Asta, Brentari 1,20. Per la prima volta al sole da quando sono partito e mi sa che là in cima ho intravisto anche il rifugio, comunque qualcosa di annesso. Ecco, qui siamo al bivio, stesso tempo sia a destra che a sinistra è una variante, però appunto vedete per esperti, quindi noi, siccome devo solo mostrarvi la strada migliore, la più bella per arrivare a Cima d'Asta, faremo quella a destra. Infatti, come pensavo
Qua sono i piloni di una teleferica che arriva appunto in cima al rifugio Brentari. E roba non scontata, qui stanotte è brinato, la prima brina di questo autunno. Inoltre questo sentiero che abbiamo fatto insieme, io e voi intendo, oltre ad essere consigliato, ed è anche quello più panoramico. Guardate che lastroni di granito mozzafiato proprio. Ruscelli dappertutto comunque, non ho mai visto tanta acqua come durante questa escursione. Non è mica quello di alla fine è teleferico, non lo so. Alla fine c'erano le finestre. Ma mi ho visto prima l'indicazione che il lago in sé. Oh, che bellezza. Oh. Guardate solo che spettacolarità. Ed ecco qua il rifugio Brentari in tutte le sue maestosità e bellezza. Tra l'altro chiuso, come avevo letto le indicazioni, per strada. Ormai la stagione è troppo avanzata. E nel frattempo, grazie alla mia cara follower Asia, che mi commenta spesso i video, mi ha dato delle dritte riguardo a queste balconate bianco-azzurre che sono simbolo del SAT, che è una sottocategoria del CAI qua del Trentino. Cima d'asta qui dal rifugio un'altra ora e 30. E se partissi subito sono le 10:30, neanche arriverei a mezzogiorno, ma adesso faccio una piccola pausa a panino. Guarda che carine queste casette in legno e che profumo che sanno ancora, perché presumo siano di origine abbastanza recente. Bene, brevissima pausa panino fatta. Sono le 13, le 10:34 e subito in moto per fare quest'ultima ora e mezza di salita. Bivacchino di fortuna. Guardate che bellezza qui dall'alto. Il rifugio col lago sottostante. Incredibile, oh. Guardate che cascata di granito. Era in cima, indicazioni CAI. Qui tocca salire usando un po' le mani, quindi se siete delicati fate un altro percorso. Dopo questa faticaccia manca ancora un'ora. Adesso si scenderà per un centinaio di metri circa, per qualche tratto aiutandosi anche con questa fune, poi si risalirà fino alla cima. Dai, adesso dopo aver fatto la discesa, ultima salita, che non sarà di certo un gioco da ragazzi visto queste pietrone di granito, ma ci arriveremo. Questa specie di gradoni sono devastanti e serve aiutarsi anche con le mani in certi punti. Guardate quanta salita ancora. Si inizia giusto a vedere la croce adesso. Dai che manca poco.
Come avete visto, è arrivato alla cima, spaccando il minuto 11:59. Avevo appunto pensato verso le 12 ed effettivamente è stato così. E guardate che panorama per la pausa pranzo. Guardate come iniziano a formarsi nuvole. Bene, dopo la bellezza di 10 minuti di pausa riparto, perché avete visto il tempo sta velocemente peggiorando, quindi mezzogiorno e 10, spero di arrivare alla macchina verso le 3:30 almeno. Adesso scendo insieme con questi uomini perché in compagnia così il male non fa. Guardate che discesa con vista al lago, stupenda. Oh. Ecco, ritornato al rifugio, vedete alcune persone fanno sosta e noi riprendiamo il sentiero. Ragazzi col drone. Guardate che roba, ho appena in tempo salire per godere della visibilità. Comunque adesso sto percorrendo diversa dall'andata la strada dei lastroni e penso non serva neanche che vi specifichi il motivo per cui si chiama così. Adesso lì su ho da poco superato la cartellonistica CAI prendendo la variante 327B, quella per esperti che ho saltato all'andata. Guarda che discesona, madonna, passo alla volta. Nel frattempo siamo scesi quasi in fondo valle e vedete il tempo è anche leggermente migliorato, infatti fa un po' caldo. Ciao teleferica, alla prossima direi. Ecco qui i miei cari, avete visto che intanto mi sono cambiato la t-shirt perché l'altra era da strizzare. E allora alle 16:17 l'escursione a termine, penso di essere partito verso le 8 tipo, quindi 8 ore e un quarto di escursione, 27.500 passi che è l'equivalente di 20-21 km circa. E niente, adesso mi gusto il meritato viaggio di ritorno in auto seduto e io spero che l'escursione a voi sia piaciuta da casa. Io potrei anche consigliarla, però bisogna avere gamba come infatti specificavano su internet, oppure fermarsi al rifugio Brentari che è già più contenuta. Dunque qui da Malga Sorgassa è tutto e noi ci rimandiamo al prossimo appuntamento.